Cari amici di Eventi del Territorio, ben ritrovati, buona giornata a tutti. 45esimo mostra al mercato a Villa Pà di Sedico. In nostra compagnia il presidente del Proloco Claudio Mezzavilla. Benvenuto Claudio, ben arrivato, grazie mille di averci invitato. È un piacere essere qui, raccontaci un attimino questa bellissima giornata. Grazie a voi di essere venuti, la giornata è molto bella, il tempo ci ha graziato, la gente, mi sembra che c'è molta affluenza, gli stand quest'anno ne abbiamo 120, quindi molto bella carica anche la fiera, abbiamo molte attrazioni sia per i bambini che un po' per tutti, abbiamo le auto d'epoca, abbiamo i trattori d'epoca, abbiamo gli animali, la smilatura, la tosatura e la pecora. Abbiamo visto anche varie mostre, è aperto anche il museo del Settimo Alpini, quindi è molto importante anche quello che per fortuna ce l'hanno aperto anche il settimo reggimento Alpini, ci ha dato disponibilità insieme agli Alpini di Sedico. In una tenuta bellissima, perché insomma questa villa è veramente degna di nota, ecco, e la gestione che ne sta facendo la Proloco di Sedico per questa manifestazione è davvero di vanto, perché basta guardarci intorno per vedere qual è l'evento, come l'hanno organizzato, la ricchezza, l'attrazione che ha fatto sia a livello di espositori, di realtà locali e anche di tutto quello che è stata l'attrazione nei confronti di chi ha risposto poi a questo invito, perché c'è davvero tanta gente, quindi ben venga. Sì, io da Presidente di Commissione Turismo, Agricoltura, Industria e Commercio cerco sempre di trovare tutti quegli spunti che servono poi a dare una mano a chi valorizza il territorio. Questa è una mostra mercato ormai di una straordinaria importanza, universalmente riconosciuta da tutta la provincia come una assolutamente delle più belle. Tra l'altro oggi abbiamo coniugato anche questo momento di approfondimento sul tema dei femminicidi con l'inaugurazione della panchina rossa, che rappresenta anche un momento forte, di un segnale forte di questa comunità che ha voluto ricordare una sua cittadina che ha avuto appunto un problema di questo tipo. Credo che sia l'ottima coniugare le due cose, avere tanta gente oggi e fare anche un momento di riflessione rappresenta un'importanza di questa comunità. Oggi siamo a Villa Pà di Sedico, una delle manifestazioni importanti che le Proloco organizzano da tantissimi anni, e si scopre un scenario alle porte dei Dolomiti molto importante, con un'attività di promozione del territorio rivolta a 360 gradi. Prima di tutto il mondo agricolo con i prodotti locali bellunesi, ma anche l'aspetto culturale e tradizionale. Sedico è una realtà molto frizzante, molto viva, è un comune grande ed è un comune davvero in movimento, mi piace dire questo, e quindi un grazie a tutte quelle associazioni di ogni tipo, perché arricchiscono poi quello che è la ricchezza di questo comune, è davvero valore aggiunto, quindi un grazie a tutti coloro che si mettono in gioco e in modo volontario, ricordiamocelo, perché queste associazioni poi lo fanno con questa spinta che è il volontariato. Sì, queste manifestazioni non possono che far promuovere e valorizzare quelle che sono le nostre produzioni, ma soprattutto la grande attività dei nostri agricoltori, dei nostri allevatori, che sono una forza per questo territorio. Se noi vogliamo che la montagna resti quella che è e si possa ripopolare, noi dobbiamo guardare a queste persone con grande ammirazione e ringraziarle, auspicando che poi questa loro passione venga trasmessa ai giovani che la possano portare avanti, perché abbiamo bisogno sicuramente anche di loro. Devo ringraziare tutti i collaboratori, che siamo oltre una cinquantina. Ringrazio l'amministrazione, che anche il sindaco era qua presente. Ringrazio tutti voi e soprattutto anche tutti i visitatori della mostra e tutti gli standisti che ci hanno creduto e sono venuti. Ci dimentichiamo
Sappiamo che questo volontariato che viene fatto delle Proloco, ma anche tutto il resto del volontariato, è gratuito. Perché? Perché uno si sente nel proprio cuore di sostenere il proprio territorio, di sostenere anche un punto di riferimento sociale, perché alla fine si va a manifestare fin dai più piccoli, minorenni, fino agli adulti e agli anziani, il valore, il forte senso di appartenenza di quello che è oggi la Proloco di Sedico, ma anche il resto delle Proloco bellunesi. Sedico, come dicevo, è un comune molto frizzante, venite, toccate con mano, abbiamo tante realtà da visitare, quindi noi vi aspettiamo. Claudio, che dire, allora invitiamo i telespettatori a venirci a visitare qui a Sedico prossimo anno con la 46esima edizione. Con la 46esima edizione, sì. Ci sia anche un'attrazione a cavallo e insomma abbiamo poi tutto quest'anno. Bene Claudio, noi ti ringraziamo di questo bellissimo invito, abbiamo fatto un giro, abbiamo degustato gli ottimi piatti della Proloco e dei tuoi collaboratori, quindi grazie mille di tutto e buona sera, buona continuazione. Grazie a voi e ci vediamo un altro anno. Grazie.